Weila, ciao ragazzi! Più energico. Weila, ciao ragazzi! Benvenuti all'interno di un video situazioni potenti, in cui vi racconto 3 cose che abbiamo fatto nell'ultimo periodo. Prima di partire però vorrei ringraziare tutti quanti voi, perché ieri abbiamo raggiunto i 48.000 iscritti, manca davvero poco ai 50.000. Ho già pensato a cosa potrei fare per lo speciale 50.000 iscritti, però se qualcuno di voi ha qualche idea potente me la faccia sapere nei commenti. Va bene, dai, adesso partiamo con il video. Oggi andiamo a pulire l'aratro e anche l'Antares, perché il padre l'ha sporcato per bene durante l'ultima aratura. Infatti prima abbiamo sparso il letame e appena subito dopo è andato ad arare con l'Antares, quindi il letame non ha fatto in tempo a seccarsi, era ancora umido e ha sporcato per bene tutto il trattore, che appunto adesso dobbiamo andare a pulire. C'è anche lo zio. Di lavoro da fare. Allora sono tornato giù perché l'aratro lo stava già pulendo lo zio, e allora sono venuto a prendere il frutteto, che se riusciamo diciamo puliamo anche quello. Allora ho portato giù il frutteto. Pulizia in corso. Ok, Antares pulito. Lo zio adesso mi ha detto di portarlo dove era prima. Ok, pulito. Adesso laviamo il frutteto. E allora dobbiamo portare giù tutte queste piante qui dentro, perché oggi ha fatto la prima notte di freddo potente, si è ghiacciato tutto, anche perché ieri sera c'era la nebbia, quindi diciamo queste piante qua è meglio che stiano al caldo, non troppo al freddo, se no si seccano tutte. Ascolta, le portiamo giù a mano per forza. Andiamo a prendere quello blu, mettiamoci gli occhiali. Ah, mettiti gli occhiali, quello lì. Prima quelle grosse e alte, che le mettiamo in fondo. Ok, adesso avanti così per tutte queste qua. Con questi siamo dovuti stare super attenti, perché altrimenti rischiavamo di rompere le foglie. Continuiamo, manca solamente qualche vaso e poi abbiamo finito. Finito! Le abbiamo portate tutte qua dentro, guardate che distesa di piante. In teoria quelli lì dovrebbero anche essere buoni da mangiare. Se qualcuno tra di voi sa se sono buoni da mangiare, me lo fate sapere nei commenti. Missione compiuta, adesso le piante non avranno più freddo e questi occhiali non mi servono più. E adesso vi mando al prossimo video. Guarda qua ragazzi, che è un trattore anche in spiaggia. Serve per tirare la sabbia, tutte le mattine fa il giro sopra. Dov'è la pala?
videocamera che può capire come si fa e la questa No? le No. foto, non duele? Ah, ma quelli è un video che te vuoi fare. Non duele. Non è mia Instagram che metto in diretta. Ma dopo il sito La che te mette... Dai, metto tutto qua. le foto. Io via dopo. Raccoglie i sassi, avete visto? Forte vero, Tutte le porcherie che ci sono sulla spiaggia. Com'è che si è smorzati, Che nero. Come mai? Come dicevi quando gliele foto? Dai, è la mia questa qui. Non so mia come è andata, mi ha detto no. No. Dai, guarda foto, va. Lì, qui. Eccola lì. Ragazzi, che bestia che è qua in spiaggia. È il centro della Landini. Ha appena finito di tirare la spiaggia, vedete com'è. E c'ha anche il cassone, quello lì che raccoglie tutte le porcherie che ci sono per terra. Le ha appena scaricate qua.